Un sindaco da sempre in prima linea su questi argomenti è Angelo Comiti della Maddalena. Abbiamo parlato di mancanza di sovranità, abbiamo parlato di un rapporto quasi di subalternità. Tu da molti anni hai detto la tua anche in ossequio a quello che è il dovere di un sindaco, cioè quello di tutelare i propri assistiti. Stiamo andando avanti, stiamo andando incontro a un periodo ancora in quale i sardi dovranno chinare la testa, o finalmente c'è anche lo spazio, per così dire, di ribellione, di rivolta, e una serata come questa lo prova? Sicuramente c'è lo spazio per un'iniziativa di carattere popolare, politico, sicuramente, da rivolgere a chi però? È questo che noi dobbiamo chiederci. Ecco, chi è l'interlocutore? Perché a me mi viene anche da dire che chi è causa del suo mal pianga se stesso. L'autonomia della Sardegna, la sovranità del popolo sardo, le rivendicazioni legittime del popolo sardo nei confronti di tutta una serie di soprusi macroscopici. Pensiamo alla vicenda delle entrate. Lo Stato ci deve dare 1,5 miliardi di euro, è stato sottoscritto e siglato un accordo attraverso il quale ce li avrebbe dovuti dare in 3 tranche da 500 milioni di euro. E per effetto del quale, scusami sindaco, ci paghiamo noi la nostra sanità. Non c'è ombra Per di effetto dubbio. del quale ci paghiamo noi la nostra sanità. Ma non solo, a noi ci hanno sottratto delle risorse che ad esempio la Regione Sicilia, che ha uno statuto speciale diverso dal nostro, è vero che lo statuto speciale della Regione Sicilia è addirittura antecedente alla stesura della nostra Costituzione, per cui ha tutta una serie di opzioni e di possibilità che sanciscono davvero l'autonomia di quella regione. Però la Regione Sicilia, ad esempio, la percentuale di IVA, di IRPEF che deve devolvere allo Stato, la trattiene alla base. Per noi invece non funziona così, noi dobbiamo mandare totalmente il gettito allo Stato centrale, il quale poi ci gira la percentuale, ma per molti anni se ne sono dimenticati di girarci questa percentuale, sino ad arrivare alla concorrenza di 1,5 miliardi di euro. Dico questo per dire che l'autonomia, la sovranità del popolo sardo, la peculiarità, la specialità della regione Sardegna deve essere rivendicata dal popolo sardo, giustamente, ma deve essere portata avanti dalle istituzioni che rappresentano il popolo sardo, perché altrimenti poi si finisce per costruire magari dei percorsi legittimi ma che non trovano l'interlocutore giusto per essere veicolati nel modo giusto e verso coloro i quali devono poi adoperarsi per risolvere. Scusami Angelo, tu vuoi dire che iniziative come queste vanno a coprire dei vuoti di rappresentanza? Io dico che iniziative come queste intanto purtroppo sono, come posso dire, importanti, ma purtroppo su questo tema sono abbastanza tardive. In questi giorni, lo ha detto la collega sindaco, proprio oggi c'è la notizia sulla stampa che la Tirrenia è stata ceduta al gruppo CIN con un'operazione che sinceramente non è così limpida. Il gruppo CIN dovrà pagare 380 milioni di euro, 200 dei quali verranno versati subito, gli altri 180 verranno versati con delle tranche sino al 2020 e saranno proporzionali a quanto lo Stato darà in funzione della continuità, questo è l'assurdo, in funzione della continuità per la Sardegna e della Sardegna verso il continente, sono d'accordo con te, rispettando i contributi di 72 milioni di euro l'anno. Se questi 72 milioni di euro non verranno versati, il gruppo CIN verserà quella tranche una tantum in maniera minore e proporzionale a quanto non prenderà dallo Stato, e se il contributo andrà sotto i 55 milioni di euro addirittura il gruppo C non verserà nulla, per cui c'è una operazione all'interno della quale il gruppo Tirrenia, che è composto da 18 navi, da tutta una serie di altre cose, da equipaggi, verrà venduto
a 380 milioni di euro e probabilmente quel gruppo ne ricaverà 580. Ecco, questa è una mancanza di esercizio della sovranità della Sardegna dentro questo tipo di partita che è strategica. E allora diciamocela tutta, il tema dei trasporti da e per la Sardegna è un tema strategico dello sviluppo della nostra regione, che è stato pesantemente sottovalutato per una molteplicità di ragioni. Ora, io sono abituato, i sindaci sono in trincea, quindi io ritengo che siano l'avamposto più nobile delle istituzioni italiane, perché noi, quando usciamo da casa nostra, abbiamo a che fare con i nostri concittadini, che ci chiedono conto di tante cose e spesso e volentieri ci attribuiscono delle responsabilità che non abbiamo. Quindi il fatto stesso che per un problema strategico come questo nella nostra regione si siano cambiati negli ultimi 3 anni 3 assessori regionali ai trasporti la dice lunga sulla sottovalutazione di questo problema, perché per chi ha un minimo di esperienza amministrativa sa benissimo che l'alternarsi, il cambio alla guida di un assessorato, di un comune, di qualsiasi istituzione, comporta uno stop delle cose, un prendere coscienza dei problemi. Nel frattempo però, mentre noi discutiamo di queste cose, il gruppo CIN si è accaparrato la Tirrenia. E badate bene, questo fatto è un fatto che non bisogna sottovalutare, perché contemporaneamente l'amministrazione regionale della Sardegna sta portando avanti una linea alternativa per costituire una flotta sarda. Una flotta sarda, infatti oggi giustamente c'era scritto sulla stampa che la Giunta Cappellacci non vuole poltrone dentro i consigli di amministrazione, ma vuole rotte, e questa mi sembra una rivendicazione giusta. Però badate bene, per una questione un po' complessa che è quella della legislazione concorrenziale, il Ministero delle Infrastrutture ha già fatto sapere in termini chiari che la Regione Autonoma della Sardegna ha avuto delegate le funzioni in materia di cabotaggio marittimo che riguardano le linee interne della Sardegna. Questo tradotto in termini pratici vuol dire che la flotta sarda che dovrà essere costituita non potrà contare sui 72 milioni di euro che lo Stato eroga a favore della continuità territoriale dei sardi, che andranno al gruppo CIN, non andranno alla flotta sarda. Io credo che questo sia un elemento sul quale dobbiamo in qualche modo ragionare tutti, perché è un elemento nuovo, perché la Giunta regionale ha presentato un disegno di legge già esaminato dalla 4ª Commissione, è stato emendato a giorni, credo. Quando dico a giorni dico che può succedere la prossima settimana, come può succedere i primi giorni di settembre. Questo disegno di legge sarà in discussione in Consiglio regionale. Allora, queste iniziative hanno senso, e io credo che abbiano senso, e ringrazio coloro i quali mi hanno invitato e che l'hanno organizzata. Se noi riusciamo a costituire un movimento che non può essere, mi consento di fare, come posso dire, non essere pienamente d'accordo nell'affidare un compito come questo all'Unione dei Comuni X o Y. Ora, si è costituito in Sardegna un movimento per la continuità territoriale, ha chiesto l'ausilio dei sindaci, l'ANCI ha dato il suo contributo e il suo appoggio, ha dichiarato che si renderà disponibile. Ecco, noi dobbiamo lavorare su quel terreno, a mio giudizio, dobbiamo costituire un movimento con le persone, con la gente dei nostri territori, perché ogni territorio poi ha le sue peculiarità. E se mi consentite faccio una piccola divagazione. Guardate che chi vi parla vive in un'isola nell'isola, quindi il problema della continuità territoriale lo vive doppiamente. Noi siamo una collettività che ha passato un inverno allucinante, siamo tornati indietro su questo settore di 30 anni, abbiamo avuto
un'interruzione dei collegamenti con Palau per quanto riguarda ad esempio la Saremar, che è la compagnia di navigazione sovvenzionata dalla regione, dalle ore 19:30 della sera sino all'indomani mattina alle ore 7. Gli studenti, i lavoratori pendolari che venivano e andavano da Palau alla Maddalena e dalla Maddalena a Palau hanno dovuto iniziare a fare le file alle 5:30 del mattino per andare a raggiungere il proprio posto di lavoro oppure per arrivare per tempo a scuola. Quindi voglio dire, credo di essere legittimato a fare considerazioni di questo tipo, se me lo consentite, in una maniera un attimino maggiore. Anzi, le collettività di La Maddalena e di Carloforte nell'isola di San Pietro dovrebbero essere le due collettività che dovrebbero rappresentare davvero su questo terreno quello che dovrebbe fare l'amministrazione regionale e le forze politiche regionali tutte, perché io sono abituato a non andare avanti con la testa rivolta all'indietro, però non è che ci possiamo autoassolvere tutti ogni volta. Ci sono delle responsabilità, vanno individuate e le istituzioni vanno aiutate a fare meglio, molto meglio di quello che hanno fatto finora. Concludo dicendo che costruire una casa alla Maddalena, ad esempio, costa mediamente dal 15 al 20% in più che costruirla a Palau. Una bombola del gas alla Maddalena costa 6,5 € in più rispetto a comprarla a Palau. Posso continuare con una sfilza di cose, perché la continuità territoriale poi è un elemento fondamentale per lo sviluppo sociale, culturale della gente. Rimanere imprigionati dentro un meccanismo coercitivo che non ci fa muovere. È vero che oggi le idee si muovono con internet, fortunatamente, questa grande rivoluzione, ma per migliorare culturalmente e socialmente noi abbiamo bisogno anche di rapporti fra le persone e con le persone. Non possiamo affidare il nostro target culturale e sociale a una tastiera dove clicchiamo le cose, abbiamo bisogno del contatto fisico con la gente. Quindi la continuità territoriale, e io sono d'accordo su questo, d'accordissimo, non è un fatto che riguarda solo i sardi, è un fatto che riguarda tutti gli italiani. La continuità territoriale deve essere promossa con tariffe agevolate per tutti. Poi noi abbiamo magari delle peculiarità in più, potremmo essere tenuti presenti rispetto al fatto che viviamo in un'isola, che noi maddalenini e i carlofortini vivono in un'isola nell'isola, però poi bisogna consentire alla gente di arrivare in Sardegna in maniera più agevole e dal punto di vista della quantità dei trasporti e dei vettori che vengono messi a disposizione, dal punto di vista tariffario, perché è assurdo che un'utilitaria con 3 persone dentro per muoversi da Livorno piuttosto che da Civitavecchia, piuttosto che da Genova, per i porti della Sardegna debba pagare 1.000 € andata e ritorno, che ci fanno uscire fuori mercato assolutamente, soprattutto in momenti di contingenza come questi. E a questi 1.000 € per chi vuole venire alla Maddalena con la stessa utilitaria e le stesse 3 persone ci deve mettere sopra altri 75 € per fare una tratta di 2 miglia marine. Grazie. Grazie al sindaco Comiti.